Lo straordinario violino del maestro Matteo Fedeli e l'arte, la pittura e la danza di Simona Azzori. Sono questi due ingredienti principali e i due protagonisti dell'ultima data della rassegna Violini Straordinari 2017, che fa tappa proprio qui nello straordinario palcoscenico sito del Teatro Olimpico di Vicenza, unendo musica, arte, cultura, intrattenimento e solidarietà. L'intero devoluto infatti dello spettacolo di questo meraviglioso evento andrà all'associazione Team for Children Vicenza. Il progetto Suoni d'autore insieme a me porta in giro i più straordinari violini mai creati nella storia. Questa sera sono in compagnia di un violino di Pietro Guarnieri del 1709. È un immenso piacere essere qui in una cornice straordinaria e stupenda. Il violino fa parte di una stretta cerchia di strumenti costruiti da questo liutaio, si parla di una cinquantina in totale. Pietro Guarnieri è stato liutaio dapprima a Cremona e poi a Mantova, dove era anche musicista della corte del duca. Sì, andare oltre al tra virgolette solito concerto è molto importante per me, quindi il fatto di poter dare delle emozioni al pubblico, creare delle serate indimenticabili, ma soprattutto abbinare la solidarietà. Questo è molto bello, perché pensare che uno strumento che ha più di 300 anni può fare del bene non solo attraverso l'ascolto della sua voce, ma anche appunto al coinvolgimento di persone che possono sostenere delle nobili cause di beneficenza. Il palcoscenico del Teatro Olimpico è veramente splendido, la sua acustica poi è qualcosa di fantastico, e devo dire che la voce dello strumento, come ha bisogno appunto una cassa armonica importante, ecco che ha bisogno allo stesso tempo una cassa armonica più ampia, che è proprio la scatola, diciamo, che contiene il suono per il pubblico, e quindi in questo caso abbiamo un'acustica davvero particolare, e il suono corre in tutte le sue vibrazioni, in tutti i suoi armonici. Il mio coinvolgimento in questo spettacolo è innanzitutto un piacere immenso essere qui in questa città bellissima, in questa cornice straordinaria, per usare, tra virgolette, l'arte per la comunicazione vera nel portare qualcosa agli altri. Questa è un po' la base della mia storia, di quello che io faccio, quindi quando incontro queste realtà io sono molto felice di farne parte. Beh, l'arte è uno strumento straordinario, incredibile, perché permette all'artista di raccontarsi, ma l'incontro vero avviene col pubblico, e quindi quando l'arte si crea poi diventa condivisione, diventa amore, e l'amore si sposa assolutamente bene con l'aiuto agli altri. Io penso che tutti quanti noi siamo connessi, e quindi raccontarsi attraverso l'arte è voler proprio far parte di questo mondo, di questa vita, e donarsi per donare e per ricevere. La danza e la pittura sono le mie ali, mi permettono metaforicamente di volare, ma di raccontarmi, e in questo spettacolo Incontrarti ci sono entrambi, anzi si aggiunge proprio la musica, ma che permette ad entrambi di raccontarmi danzando in scena, ma dipingendo allo stesso tempo. Quindi io cerco di tenerle sempre molto unite, perché fanno parte di me, e in questo momento della mia vita entrambe sono molto importanti. Poi comunque io nella mia pittura porto sempre la danza, e nella danza porto la pittura.